Bentrovati. Barbara Spinelli su Repubblica ha evidenziato la differenza etica tra la Germania e il nostro paese. Ha così raccontato il comportamento tenuto da Angela Merkel quando Helmut Kohl, il suo mentore politico, venne indagato per i fondi neri alla CDU, il suo partito. Ecco come si svolsero i fatti. Il 30 novembre del 99 Kohl ammise di essere coinvolto nello scandalo sui fondi neri della CDU. 4 giorni dopo, Angela Merkel, segretario del partito e attuale cancelliera, fa delle dichiarazioni in cui esige che sia fatta chiarezza rapida e senza omissione. È un reato, è un reato. E così il 18 gennaio del 2000, cioè dopo circa 2 mesi dall'inizio dello scandalo, Kohl venne destituito dalla carica di presidente della CDU e quindi accantonato. Non era stato neppure rinviato a giudizio dalla magistratura tedesca e nessuno, né Angela Merkel né altri compagni di partito, hanno gridato ad un complotto dei magistrati, ad un accanimento giudiziario. Eppure Helmut Kohl era da 25 anni presidente del partito ed è stato per 16 anni cancelliere tedesco. Kohl è stato l'uomo politico tedesco fautore della riunificazione della Germania. È stato un politico molto importante sia in Europa che nel mondo. Eppure quando l'hanno preso con le mani nella marmellata è stato messo immediatamente da parte dagli uomini del suo stesso partito. Ora veniamo a come vanno le cose nel nostro paese. Berlusconi è stato condannato definitivamente a 4 anni di carcere per frode fiscale, con un regolare processo in un paese dove ha potuto difendersi con tutte le armi previste in uno Stato di diritto. Mi verrebbe da dire ironicamente che chi afferma il contrario o è in malafede oppure si è fumato il cervello. E ora vediamo il comportamento dell'ex segretario del PDL Alfano riguardo ai problemi giudiziari di Berlusconi. Ad esempio, si è dissociato in questi anni dal suo padre padrone chiedendo ai magistrati, come fece la Merkel, di fare chiarezza rapida e senza omissione sulle accuse al Caimano provenienti dalle procure? Assolutamente no. Alfano, anche se non ha aderito a Forza Italia, ha sempre sostenuto e continua tuttora a sostenere le aberranti tesi berlusconiane, cioè che i giudici, specialmente i 15 che lo hanno condannato nei vari gradi di giudizio nel processo Mediaset, sono politicizzati, sono malati di mente, sono comunisti, sono contro i suoi milioni di elettori e le altre bestialità che conosciamo. Alfano dice di non aver aderito a Forza Italia perché il partito è in mano degli estremisti, ma è solidale con Berlusconi, facendo finta di non capire che i cosiddetti falchi, Brunetta, Santanchè e compagnia cantando, si muovono solo su ordine del satrapo di Arcore. Da 20 anni, lo sanno anche i sassi, nel centrodestra non si muove foglia che Berlusconi non voglia. Molto probabilmente il Caimano e Alfano si sono divisi per poi allearsi alle prossime elezioni per imbrogliare meglio i cittadini meno preparati. E ora vengo a cose di casa nostra. Sul Messaggero Veneto di una settimana fa, sulle pagine regionali, c'era un grosso titolo: Ballock da Berlusconi in corsa per guidare Forza Italia. Poi in grassetto il sindaco di Cividale è stato l'unico invitato dal Friuli Venezia Giulia lunedì a Villa Gernetto. L'ex premier nomina i coordinatori, traballa l'asse Savino Blasoni Riccardi, che già si sentivano i nuovi leader in Friuli Venezia Giulia di Forza Italia. Nella villa di Lesmo, in Brianza, gli invitati erano 120 da tutta Italia, chiamati per essere sottoposti a dei provini. Ad organizzare il casting è stato Marcello Dell'Ustri, che prima ha chiesto una serie di curriculum e poi ha selezionato quelli che riteneva più adatti. Così, su scelta di Dell'Ustri, il 37enne Ballock si è trovato a fare un provino in Brianza per diventare il nuovo leader in regione del nuovo vecchio partito berlusconiano, da rimanere senza fiato. I nuovi coordinatori regionali, i nuovi candidati alle elezioni vengono selezionati con dei provini come se dovessero partecipare ad un grande fratello. E il selezionatore è Marcello Dell'Utri, un vecchio pregiudicato condannato in appello a 7 anni per mafia e che tra breve potrebbe trovarsi ospite delle patrie galere. Senza dimenticare il curriculum del Caimano, che come sappiamo è un soggetto che ha una naturale capacità a delinquere. E così è palese, Forza Italia con queste cooptazioni è senza alcun dubbio un partito azienda, con un padrone pregiudicato che dispone di tutto e di tutti. Mi chiedo quando tutto questo finirà, quando gli elettori che ancora seguono il Caimano in buona fede apriranno finalmente gli occhi. Ci vediamo giovedì prossimo.